Di solito faccio cose che voglio e altre seguo le istruzioni. Tipo questa l'ho fatta come volevo io. 2 giorni dedicati alle famiglie e al gioco con i mattoncini più famosi al mondo. Il centro storico di Vicenza offre nel fine settimana l'opportunità di stare insieme all'aperto attorno ai tavoli predisposti, lasciando spenti i social e cellulari. 2 giornate di eventi in appoggio al centro servizi di volontariato per far giocare gratuitamente le famiglie al Family Brick, oggi in piazza Duomo, domani in piazza dei Signori. Abbiamo trovato questa bella sorpresa e ci siamo messi qua a giocare. È la terza volta che interveniamo in piazza dei Signori e ormai ci conoscono. Il marchio Family Brick è identificativo di queste gare di montaggio e è un momento in cui le famiglie si dimenticano del cellulare, dei problemi. Infatti noi obblighiamo a chiudere il telefonino per vivere proprio con la famiglia questa unione di un'ora di montaggio assieme. Questa vola? Sì, ma l'hai fatto da sola? E chi ti ha insegnato? Chi ti ha insegnato a fare queste cose? Tu. Io? Sì. Non ti ha insegnato tuo fratellino? No. No? Sempre da piccolina mi piaceva giocare con i Lego Duplo e dopo ho sempre comprato Lego Friends, mi piaceva distruggerli e dopo costruire nuove cose. Ancora adesso ogni tanto è uno svago, comunque mi piace. E ogni tavolo ha i suoi 10 kg di mattoncini misti e le famiglie partono un tempo di un'ora e alla fine dell'ora devono costruire a tema libero, alla fine dell'ora passa un giudice che premia la costruzione fatta più bella, quindi si tiene conto dell'età, di chi ha partecipato, dell'unione di famiglia, della famiglia che ha giocato assieme e vincono un premio, il diploma di mastro costruttore. Non so, ho visto qua che ci sono un po' delle ruote, quindi penso faremo qualche camioncino, qualche macchinina. Di solito siamo sempre insieme, poi la sua passione sono i Lego, quindi appena abbiamo saputo della manifestazione dell'evento siamo venuti qui per stare un po' pure tutti insieme e approfittarne pure per stare in famiglia. Ecco.